faceva una grande Rieccoci, non vi dico, durante la pubblicità c'è via Fora che sta spiegando tutte, addirittura in via Veneto. Vabbè, allora ritorniamo un attimino all'Electrolux, perché l'argomento che ha fatto arrabbiare il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Zanonato ha risposto, insomma noi andiamo a vedere un po' di passaggi, andiamo a sentire cosa dice un alto dirigente dell'Electrolux, si chiama Pierluigi Mancini. Sentite cosa dice ai nostri microfoni. La proposta aziendale è nettamente diversa da quella che è stata riportata sia da tutti gli organi di stampa, perché in realtà si lavorerà su 8 ore o su 6 ore a seconda della flessibilità, e la riduzione sarà soltanto di 130 euro nette al mese, perché andremo a recuperare quelli che sono i premi variabili. Quindi una sorta di contratto di solidarietà? Andremo a recuperare quello che è la contrattazione di secondo livello. Ma i premi di produzione, il taglio dell'80%, quello ci sarà? Oppure... Sì, sono quelli che equivalgono a quei 130 euro che abbiamo detto noi. E i festivi non saranno più pagati come tali? I festivi non saranno, quando i festivi capitano nei giorni sabato, domenica, non verranno pagati come invece richiede la contrattazione di secondo livello. E non le sembra un passo indietro questo? No, è un passo avanti per mantenere le aziende, per mantenere soprattutto il costo del lavoro a un livello che richiede il mercato. Sì, ma l'Italia non è la Polonia però. Noi vogliamo rendere il nostro prodotto più competitivo, non vogliamo certo arrivare a quello che è la Polonia come costo del lavoro, non ci arriveremo mai. Quindi secondo lei è un piano industriale non penalizzante per gli operai? È penalizzante per il sistema Italia, non per gli operai, penalizzanti per noi tutti, però dobbiamo, ribadisco, raggiungere un costo del lavoro competitivo con tutto. Scusi, i sacrifici sono chiesti solo agli operai o anche ai dirigenti? Sono richiesti a tutti quelli che fanno parte del gruppo Electrolux Italia. Quindi lei quando prenderà in meno di stipendio? Non lo so, perché io non ho fatto questi conti. Grazie, scusate. Grazie. No, ma li riducono anche a loro. Allora, no, guardate, se siamo rapidi, c'è una mistificazione. 4 voci tagliano, perché bisogna dirle. 130 è il premio, poi tagliano il premio di produzione. I festivi, perché in Electrolux fino a ottobre hanno fatto lavorare a manetti i lavoratori, sabato, domenica, straordinari, notturni e quant'altro. Non pagano più il lavoro notturno, non ci sono più gli straordinari e vanno in deroga quasi del 15% rispetto al contratto nazionale, perché non è vero quello che diceva il dirigente. Cioè, basta essere seri, cioè almeno i dati di mistificazione, tra l'altro sono stati riportati dai giornali, ci sono stati illustrati a Mestre nell'incontro che è stato fatto, così come è stato detto ultimamente con i presidenti delle giunte regionali presso il Ministero dell'Industria, tant'è che tutti quanti hanno detto è una cosa, come dire, perché non ha un piano industriale, perché continua a parlare... Leggevo oggi che se la regione Friuli Venezia Giulia acquista delle azioni dell'Electrolux di questa azienda, nel giro di 4 anni pagherebbe molto bene gli operai, perché avrebbe un utile importante. Invece i vedesi la vogliono portare via per altri motivi, è quello che si leggeva oggi. Sì, ma anche questa cosa qui bisogna dire, cioè, una cosa del genere in Germania, in Francia, in qualsiasi altro paese non succederebbe. Anche qui si manifesta un'incapacità del governo, perché non è colpa di, poi siccome si fa la battaglia politica, si dice Zanonato, eccetera, eccetera, ma di fronte a e non è la prima multinazionale che se ne va, pensiamo a tutte quelle che nel Porto Marghera se ne sono andate, va bene, non c'è mai un governo che chiama e dice caro amico, vieni a spiegarmi qual è il tuo piano industriale, che cosa intendi fare, qual è gli investimenti, perché lasciamo perdere per un momento il costo del lavoro. Che innovazione di prodotto fai? La competitività può essere solo pagando, togliendo 130 euro, perché se seguendo questa via... Sentiamo il governo cosa risponde alle critiche che ha subito poi la Serracchiani la lascia perdere per carità di patria. Andiamo a sentire il ministro Zanonato. La discussione è stata una discussione molto serrata, si è manifestata con grande forza da parte di tutti gli enti pubblici istituzionali, cioè le regioni e il governo, la volontà di salvaguardare nella sua integrità questa azienda che è strategica per il nostro Paese. Faremo anche su questo un incontro con il Presidente Letta, di cui mi occupo direttamente su questo, e l'obiettivo è garantire l'occupazione, garantire il reddito dei lavoratori,
garantire gli insediamenti produttivi. Siccome su un punto c'è un elemento di perplessità da parte nostra e di forte preoccupazione, questo punto in particolare si chiama Porcia, poi ci sono altri problemi e altre preoccupazioni, ma il principale elemento di preoccupazione è Porcia, abbiamo chiarito che non esiste soluzione Electrolux senza che si salvi e continui a sviluppare la propria attività produttiva lo stabilimento di Porcia, che è il più grosso, il più importante, dove ci sono anche la sede, la direzione e tutta una serie di altre presenze nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale di questa azienda. Cosa farà il governo per salvare questa azienda perché non vada via da Porcia e non vengano lasciati a casa gli operai? Allora, la differenza, se fosse un ministro tedesco direbbe bisogna fare così, 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 altrimenti si chiude. Qui invece è una professione di intenti, bisogna e siamo in Marò, no? È brutto lasciare i Marò in India, ma chi è che si alza una mattina e va a prenderli? Nessuno. Ma non ho chiamato mai la Fiat che se ne va. C'è una dicotomia tra il dire e il fare in Italia che è mostruosa. Sono queste promesse che poi ormai hanno perso il senso della credibilità, dove si continua a promettere perché bisogna, perché è importante, perché è strategica, ma tutti sanno che è strategica. Questa è la Zanussi. La Zanussi è stata comprata con una truffa dalla Electrolux. Un Electrolux che era grande così ha comprato una Zanussi che era grande così. Come mai? E di mezzo c'erano le banche di Agnelli che hanno fatto quello che dovevano fare, eccetera, eccetera. Ma perché è successo questo fatto? Perché la famiglia Zanussi, cioè i 3 fratelli poveretti, che avevano messo in piedi questo impero in tempi non sospetti, in un momento in cui l'Italia aveva bisogno di sviluppo e loro intuitivamente avevano capito che lo sviluppo sarebbe stato sul cosiddetto il bianco, cioè i frigoriferi, le lavatrici, eccetera, eccetera, stavano aprendo un'azienda in Spagna. Sono andati in aereo, tutti e 3, e qui fu l'errore, per cui da allora anche negli Stati Uniti i funzionari delle aziende viaggiano separatamente, perché il rischio è troppo alto metterli insieme. È caduto l'aereo e si è decapitata un'azienda. Naturalmente chi ha preso in mano la famiglia, la situazione, non era in grado di capire da dove, come gestire la cosa e come sarebbe andata. Alla fine è stata, rispetto al valore reale, è stata regalata. Non c'è stato il governo, e parliamo di tempi non sospetti quando c'era la Democrazia Cristiana, è stato il governo che ha detto no, un attimo, questa è strategica, resta italiana, e siamo arrivati a oggi, perché poi gli effetti è come il concetto della casualità, no? Un battito d'aria a Pechino crea un tsunami a New York, e queste cose si pagano alla lunga. Perché non c'è un'azienda, un imprenditore italiano che ama il proprio terreno, che vuole spendere qui perché psicologicamente è vissuto qua e perché si identifica nel territorio. Noi stiamo perdendo queste cose, ma stiamo svendendo la Telecom. È una cosa pazzesca, anche qui una micro azienda spagnola si compra la Telecom. Cosa fa? Prende tutti i pezzi, li disfa, li svende, ma fa cassa perché ha bisogno, pieno di debiti, no? Ecco. E casualmente, io non vorrei scommettere, però insomma, alla fine la Telecom Italia sarà comprata da uno, perché sarà talmente piccola che rientra nelle sue capacità di tasca, perché lì si formerà la larga banda, lì riuscirà ad avere il monopolio della futura televisione, e sappiamo chi è. No? Allora queste politiche non possono essere a livello a 2 centimetri dal naso. Io devo vedere i prossimi 50 anni, i miei figli cosa faranno, i miei nipoti, come saranno inseriti in questo contesto, e non possono venire qui a discutere gli extracomunitari che hanno diritto anche loro di avere qualcosa, perché noi in tempi non sospetti siamo andati in Africa e abbiamo fatto disastri, no? Ma non è possibile che non ci sia un'intelligenza e una capacità di proiettare nel tempo un'attività e garantire le aziende e costringerle ad andarsene. Questa è una cosa pazzesca. E queste non sono risposte. Quello che io ho sentito, scusate, se domani mattina dovessi dire e adesso cosa faccio, non so cosa fare. Ma è la politica degli annunzi, ormai viviamo su questo. Appunto, è questo che sto dicendo. Per cui alla fine vince Renzi,
Ma perché ha detto vado là, mi metto d'accordo anche col diavolo, ma alla fine ha fatto un accordo, almeno abbiamo fatto un passetto avanti. Si decide, nella logica che ha preso una decisione. Se l'Italia manca di decisione, ecco perché ci vuole un governo forte, un governo che questa legge nel bene o nel male, alla sera si sa chi è il leader, chi governerà e prenderà le proprie responsabilità per quello che farà, ma dovrà decidere senza veti incrociati, politica però capace, però, sì, ma di fatti cioè, è non per mettiamo un ministro degli esteri la Santanchè, l'onorabilità, quello che volevi, sì, ma posso dirvi una cosa, o la Bonino ministro degli esteri, dicevo, si è perso l'onorabilità della politica, cioè la politica fatta come rappresentanza del popolo. Io sono d'accordo, facce nuovi, tutto via, perché quello che voleva dire prima Pinto del Movimento 5 Stelle era dire chi ha chiarato questo, via tutti perché sono state la causa. Ma non è così, cioè semplice la risoluzione, perché chi va su, la massaia che ha avuto 150 click ed è parlamentare, per nulla togliere la massaia, non potrà mai avere l'autorevolezza e la conoscenza. La politica è una cosa che deve essere fatta per esperienza, per capacità, per professionalità e soprattutto per un grande senso di quello che è lo Stato e la nazione. La politica italiana questo manca, rispetto a altre politiche non dia il senso della giustizia e della correttezza. Mi sembra che la politica italiana sia un attimino una politica quantomeno discutibile. Infatti ma certo, perché manca questo, c'è troppa improvvisazione anche nel ricoprire determinate cariche. Se un assessore regionale deve prendere 1.000 euro per prendersi il gelato ma quella è la schifezza. Siamo arrivati a come si può dire, carogne che vanno solo per mangiare, per arricchirsi e basta, ma quello non è politica. Questo manca proprio, perché io sono, nel momento in cui rappresento un'istituzione, devo avere la sensazione di rappresentare uno Stato nel momento in cui devo difendere gli interessi di quello Stato. Capisce quello che voglio dire? Marito e moglie, aiutatemi col nome perché non l'avevo in scaletta, mi sfugge, è Mastrangio, non mi ricordo il nome, ha 50-100 incarichi tra marito e moglie. Pasqua, chiedo scusa, non è permesso. Quindi è questo che deve riprendersi. Non è permesso, cioè la politica deve certo che è permesso. Ma è a capo della politica che succede di questo. Di fatto è permesso, quindi lui sta là, ex stabimus optime, sta benissimo, ma scusa, uno si porta a casa un paio di milioni di euro all'anno senza fare un tubo di niente, ma lui è il garante. Certo. Attenzione, non è roba da poco. Cioè lui quando arriva uno di quelli che conta dice di fare così, lui lo fa. Non ha niente in testa. Questa è la cosa. Qui. È soltanto un bravo caporale che esegue perfettamente ed è nei punti strategici perché garantisce che un certo tipo di politici, che dicevamo prima, possono fare quello che vogliono. Stiamo svendendo le aziende italiane, è una cosa allucinante. Posso anche dirvi una cosa, il 30%, come diceva prima il dottore, il 30% dell'incidenza di produzione di una lavatrice o di un frigorifero è l'energia. Ma è mai possibile che noi dobbiamo essere continuamente ricattati? È perché l'Ucraina fa una sommossa, chiude il rubinetto e stiamo senza gas? È perché c'è la Libia, succede una sommossa? La Germania ha fatto una scelta, lei ha detto che entro il 2020 lei sarà, tra virgolette, autonoma dell'energia con sistemi alternativi. Ma perché noi non possiamo farlo? Io vorrei togliere un pochettino un velo di ipocrisia, no? E sia da parte della politica sia da parte degli imprenditori, perché così prendiamo in mezzo tutti quanti e giustamente mettiamo un pochettino i puntini sulle i. Allora, possiamo dire tranquillamente che il risultato che abbiamo sotto gli occhi, cioè questo disastro dal punto di vista di produzione, del lavoro per quanto riguarda il Paese, è figlia sicuramente di un rapporto incestuoso tra la politica e l'imprenditoria. Noi abbiamo avuto una serie di connessioni strane, atipiche, fuori da ogni grazia di Dio, per cui abbiamo avuto i casi tipo all'Italia e certe cose, quello che diceva il professore ad esempio per quanto riguarda Mastro Pasqua. Fiat standard. Cioè abbiamo sempre avuto un rapporto incestuoso, strano, capito? Questo è il risultato poi di certe politiche, dove allora va su quel politico lì perché garantisce a me di avere gli appalti pubblici sempre comunque alle stesse persone. Sì, questi rapporti incestuosi si sono verificati non perché la sera delle elezioni non si sapeva chi aveva vinto,
Perché ricordiamo tutti che nel 2008, ma nel 2001, la sera delle elezioni sapevamo che aveva vinto. Il problema è che se non c'è un rapporto diretto dell'eletto con il proprio territorio, questo non si preoccupa di fare gli interessi dei propri elettori, ma si preoccupa di fare gli interessi di chi lo ha nominato, perché sarà quello che la volta successiva gli garantisce ulteriormente il posto. Allora, stasera io richiamo un po' la partenza del professor Casana, no? Quando rispetto alla domanda sul sistema elettorale che lei ha posto, la risposta più o meno è stata questa: ci auguriamo che sia la volta buona, l'importante è che sia stata presa una decisione e via discorrendo. Però con altrettanto, come dire, approccio laico, mi sento di dire che non sono proprio sicuro che questa sia la soluzione di tutti i mali. Però posso dire non siamo molto fermo, una sicuramente voglio dire i collegi sono più piccoli rispetto al precedente, però il problema della scelta della classe dirigente resta comunque, perché con quale criterio verranno scelti quelli che saranno in quel listino di 6 persone e così via? Certo. Allora o stabiliamo che per legge tutti devono fare le primarie e magari lo stesso giorno, così evitiamo che a votare le primarie di un partito sia anche chi poi, quando è il momento reale, vota da un'altra parte, perché altrimenti questo sistema dei listini bloccati, ho la sensazione... Pinto. Sì, ma davvero poi lascio la parola. Una piccola precisazione e una battuta sulla massaia. E sui pochi... di fatto il Movimento 5 Stelle poi è quello che ha la più alta percentuale di laureati in Parlamento, quindi si figuri, ho capito che era un esempio. Era un esempio, fa capire. Appunto, manifesto il fatto che ho capito che era l'esempio perché non è il caso nostro. Sì, però qualora fosse anche la massaia che costituenti era un bracciante agricolo. Ecco, appunto. Qualora stavo dicendo che fosse una massaia che andasse a gestire il Ministero del Lavoro, no? E che raggiungesse quel posto lì non con pochi click, perché i click sono tanti, ma non perché un click solo, l'indice del segretario di partito ha deciso che finisce a gestire il lavoro. Io non sono così sicuro a gestire il Ministero, non sono così sicuro che quella massaia fosse, come diceva lei, incapace di fare il lavoro, perché quella massaia ancora non la conosco e quindi gli posso dare una fiducia. Io le ricordo invece che a gestire i ministeri, senza tornare indietro, ci sono stati persone come Gasparri, come la De Girolamo, come la Cancellieri, come Zanonato, l'abbiamo sentito parlare adesso. Questi sono quelli che gestiscono adesso, sono quelli che le segreterie di partito hanno messo lì. Quindi io, francamente, tra la certezza del disastro e la speranza del miglioramento, scelgo anche la massaia. E finisco. Le persone non devono essere nuove, nel senso che il segretario del partito ieri ha nominato uno e oggi ne nomina un altro che la maggioranza delle persone conosce meno. Devono essere non solo nuove, ma devono essere persone che non hanno alcun legame con la finanza, con le lobby, con tutti quelli che sono gli interessi che i partiti che oggi governano l'Italia hanno messo in piedi in tanti anni. E chi fa parte di quei partiti sa benissimo di cosa sto parlando. Chi è nuovo davvero, queste cose, questi interessi, queste cose che ci sono dietro, non le conosce. E per un po', diciamo, i cittadini sono garantiti di questa innocenza. Esattamente. Io l'ho detto volutamente. Mi scusi, finisco, poi lascio parlare. Esatto, lo sa perché ho detto per un po', non l'ho detto a caso. Mi permetta solo di finire il discorso. Lo sa perché ho detto per un po'? Perché siamo uomini e nella nostra proposta, volutamente, sapendo che siamo uomini, ci sono 2 mandati e a casa. Questo significa che se tu fai in tempo nel corso del tuo mandato a capire come funziona la cosa, sei un uomo, hai delle debolezze, per legge vai a casa. Però Pinto, mi scusi, non voglio, però una battuta mi viene, per fare questo bisogna andare al governo e voi potevate andarci no, e magari si con chi? Col PD? Ma insomma, essendo lì poi si può fare. Aspetta la maggioranza. È una questione di allergia. Allora, parlavamo di energia elettrica, 30% incide l'energia elettrica. Allora, noi compriamo la maggior parte dell'energia la compriamo dall'estero.
perché la Francia straproduce energia elettrica e non sa dove metterla. No, la compriamo noi da loro. Sì, certo. Ma quanto costa? 0,5 centesimi. Quando arriva in Italia viene venduta a 15-18 centesimi al kilowatt. E quanto se ne perde sulla rete? No, tutto sommato si perderà un 8%. Si paga quello che perdi? Si paga quello che si perde? No, 8%. L'8% di 0,5 centesimi, vediamo che sia anche il 100%, sono un centesimo. All'Enel, che sta per essere venduta anche questa, rimane uno spread di 14 centesimi che si mette pulita in tasca, no? Seconda cosa, sapete come vi fotte l'Enel? Allora, come C? Come C? Anche mi ci metto anch'io, perché io ho una bolletta solo qui in studio di 9.000 euro al mese, più quelle impostazioni sono 8.000, 5.000, 3.000 eccetera. Abbassa la tensione, quindi aumenta il consumo, no? Quindi diminuisce il wattaggio, aumenta l'amperaggio e quindi il tuo contatore gira più veloce e ti fotte il 20%. Quindi a quel 15 centesimi che ti chiede, che li paga 0,5, ci mette ancora un 20%, quello paghi il 18%. Però l'Italia non ha centrale nucleare ed è sicura. Se esplode al confine moriamo di scompare. No, peggio, di agonia. Allora, attenzione, la centrale nucleare è vero che risparmia al momento in cui produce adesso, ma ti rimane sulla schiena. Quando devi smantellarla? Bisogna costruirla soprattutto. No, non solo costruirla, ma devi anche poi riciclare tutto quello che produce. E se non siamo capaci a smaltire la spazzatura, figuriamoci le cose nucleari dove le mettiamo. E l'Italia non è un paese che ha possibilità di stoccare i prodotti nucleari radioattivi, perché ha una conformazione del terreno che è fragile, tant'è che abbiamo terremoti e tutto il resto. Quindi se c'è uno che ha in mano l'Enel, si piazza là, ma non lui, prende 5-6 persone e stabilisce come sta viaggiando questa cosa. Peraltro le centrali francesi, l'Enel ci ha messo i soldi, è socia, e adesso le centrali, le compagnie francesi stanno comprando l'Enel. C'è qualcosa che non funziona, è una cosa folle. Stiamo andando contro qualsiasi logica di mercato, ma anche quella banale per cui io volentieri ci metto la signora Maria, perché quando va a fare la spesa dice il pan cosa costa? un euro di qua, 0,90, compro quello perché è buono uguale e sceglie. Guardate che non è che ci vuole la testa di Mazzini per gestire queste cose, quanto costa veramente. E l'Inghilterra sta tornando indietro, le grandi privatizzazioni della Thatcher sono pianti, perché non riescono più a guadagnare. Noi siamo, uno dei titoli che sarebbe stato utile mettere, noi siamo sequestrati in Italia. Io non sono libero di viaggiare. Io se devo andare a Roma non ho un'alternativa. Devo pagare quello che vuole lo Stato, quello che vuole quello che si è preso l'appalto dallo Stato. Attenzione, io propongo a i presenti che sono molto più informati di me e possono mettere le mani. Io vorrei vedere il contratto che ha fatto Benetton con le autostrade. Sì. È segreto di Stato, non so se mi spiego. Non si può vedere. Allora, non andare nemmeno a Roma. In Veneto non riusciamo a vedere, per esempio, le strade costruite in finanza di progetto, quali sono. Vabbè, ma è già più complicato. Quali sono le concessioni e gli ospedali. Esatto. E gli ospedali non riusciamo ad avere. Allora, in Germania, io posso girare tutta la Germania e non spendo un euro di autostrade. In Italia, per andare a Roma, ho una tassa fissa e se non vado per quell'autostrada non posso passare, ci metto 2 giorni. Allora, questa è l'Italia, ma scusate, abbiamo un ministro in tutti questi governi che si è messo là, ha battuto il pugno sul tavolo e ha detto si fa così, così, così. Ma non basta questo, basterebbe soltanto che il ministro dello sviluppo economico facesse un elenco di 10 cose, no? E dice queste non funzionano, per funzionare, cosa semplicissima, lo potrei fare anch'io che non capisco niente, sì, fa così, così e così, e dopo lo do ai cittadini. Devono essere i cittadini a scegliere se vogliono essere fottuti dall'Enel che fa i trucchi per aumentare i tuoi consumi oppure no. La stessa cosa avviene col gas. Aria dentro sul gas. No, non solo, noi abbiamo fatto un contratto dicendo il precedente e abbiamo deciso di comprare
vuoto per pieno un certo quantitativo di gas che non consumeremo mai. Allora è vero che per metro cubo costa meno, però siccome siamo costretti a consumarne di più che non andrà consumato, pago anche il non consumato, no? Poi l'ENI, che ha le concessioni, prende il gas dal sottosuolo, che tipo di gas non si sa, quindi ci sono anche gas radioattivi, lo dà da filtrare alla Gazprom, perché l'ENI non è capace di filtrare il gas, no? Che viene riconsegnato all'ENI che se lo porta in giro per l'Europa perché ci fa un business. C'è qualcosa che non funziona? Perché devo vendere e ricomprare? Allora Fini, un giorno che ci siamo trovati, parlo di 5-6 anni fa, ha detto: possibile che l'Italia riesca a riciclare anche il gas? Parlo di un ex ministro, adesso si è ritirato. Non è possibile. E che cosa brucio a casa mia? Quando accendo, gira la manopola, che cosa brucio? Aria della Siberia, aria padovana, perché ognuno nel passaggio ci mette qualche cosa, e alla fine io non compro calorie, compro metri cubi di non so che cosa, e può essere perfino tossico questo, perché nessuno mi garantisce. E io sto togliendo tutti i fornelli a gas induzione? E gas induzione, perché perlomeno sono tranquillo, presumo che non ci siano altri trucchi, che consumerà un po' di più, ma perlomeno quando l'aria che viene fuori dalla Siberia, non so quale sia, di cosa sia composta, ma perlomeno so che respiro normalmente l'aria padovana. Certo, quindi Italia è capo di tutti i cori. È un argomento interessante questo, però andiamo in pubblicità, poi a rientro darò la parola a Santarello che deve farmi vedere che ripaziente. Quelle famose tabelle. Le tabelle che deve fare vedere. Rimanete con noi a tra poco.